Kobane è stata la città simbolo della resistenza all'ISIS e in questi giorni di cambiamento per tutta la Siria si ritrova già sotto attacco da parte delle forze della Turchia. È molto importante che, come loro dell'amministrazione autonoma e democratica della Siria del Nord-Est ci hanno difesi al tempo e sono andati avanti anche lontani dai riflettori a farlo fino ad oggi, adesso siamo noi a difendere loro e a riprendere la parola su questa realtà così importante e che ha ispirato così tanto tutto il mondo attraverso la rivoluzione delle donne, ma non solo, anche attraverso il pluralismo, la spinta ecologica, la convivenza di popoli, lingue, etnie completamente diverse in un territorio da troppo tempo martoriato dalla guerra. Quindi Biji Kobane, viva la resistenza di Kobane, Biji Rojava e Jinjian Azadi, donna, vita, libertà.